Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Il maltempo sferza la Sicilia, nubifragi, grandinate e trombe d'aria, soprattutto sul versante orientale dell'isola. Allagamenti anche alle isole Eolie. Un uomo è stato colpito da un fulmine a Marzamemi, è grave. A Porto Empedocle arrivate all'alba 10 bare di migranti, compresa quella di una bambina somala, morti durante il naufragio di mercoledì scorso. Numerosi comuni siciliani hanno offerto la sepoltura nei loro cimiteri per le salme delle 23 vittime accertate. Ancora sangue sulle strade, nell'Agrigentino perde la vita un 31enne originario di Licata che si trovava in vacanza. Nel Siracusano scontro fatale per un 19enne sulla provinciale tra Priolo e Melilli. Acqua inquinata a Scoglitti nel Ragusano, guardie mediche prese d'assalto da residenti e villeggianti colpiti da gastroenterite. Alla base 2 guasti alla condotta idrica comunale. La festa di Sant'Agata d'Agosto entra nel vivo. Esposto il velo in cattedrale, domani la processione delle reliquie, le celebrazioni in diretta TV su Antenna Sicilia Telecolor e in streaming su siciliaweb.it. Prima nazionale di Celia di Maurizio Curcio nel Tempio Dorico di Segesta. Un suggestivo spettacolo per rendere omaggio al poeta siciliano Antonio Veneziano. Coppa Italia di Serie C, il Catania domani a Crotone con fiducia. Toscano, la squadra ha lavorato bene. Domani in campo anche il Trapani che sfiderà il Picerno. Lo avete sentito, è stato un 16 di agosto con il maltempo che ha flagellato la Sicilia, soprattutto la parte orientale dell'isola. Dal Ragusano il maltempo è risalito lungo il versante ionico, allagamenti, trombe d'aria e poi a Marzamemi un uomo è stato colpito da un fulmine. Sentiamo Francesco Triola. Raffiche di vento, pioggia, cielo grigio, tuoni e fulmine. È stata una giornata caratterizzata dal maltempo, quella della Sicilia orientale. Momenti di paura nel primo pomeriggio a Marzamemi, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un fulmine durante un violento temporale. Soccorso al 118 mentre era in arresto cardiaco, è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Gli eventi più estremi a Modica, dove si sono registrate 2 trombe d'aria che hanno attraversato il paese e le campagne, abbattendo alberi e scoperchiando tetti. Allagamenti ad Adrano e nel Catanese, temporali anche sulla tangenziale Tenè, sull'autostrada Messina-Catania, in particolar modo tra San Gregorio e Taormina. Le temperature sono crollate di 15-16 gradi, a Randazzo si è vista addirittura la grandine con diversi danni alle abitazioni e il crollo di un muro sul ponte che collega il paese a Santa Domenica Vittoria, rendendo inagibile il transito. Sull'Etna in poche ore è spuntata anche la neve. Il maltempo dovrebbe andare avanti anche domani con l'allerta gialla in gran parte dell'isola e la previsione di nuovi temporali. La pioggia non ha risparmiato nemmeno la provincia di Messina. Alle Eolie gli acquazzoni si sono abbattuti per ore sulle strade, causando allagamenti con molte macchine che sono state sommerse dall'acqua, soprattutto a Lipari, tromba marina anche a Panarea, dove sono saltati i collegamenti telefonici. Il maltempo ha messo in difficoltà anche i diportisti, molti sono rimasti bloccati sulle proprie imbarcazioni, sia in mare aperto che ormeggiati ai pontili. E sempre oggi un violento incendio è divampato sulla collina di San Gregorio alle porte di Catania e ha interessato la riserva naturale orientata Micio Conti. Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa delle forti raffiche di vento che hanno cambiato direzione improvvisamente, minacciando così il centro abitato e mettendo in pericolo i residenti della zona. Le condizioni meteorologiche poi hanno impedito l'intervento immediato dei mezzi aerei, rendendo più complesse le operazioni di contenimento. Una volta contenute le fiamme è stata bonificata l'area per prevenire eventuali riprese del fuoco. E adesso cambiamo argomento. 10 bare, comprese quelle della piccola neonata somala, sono arrivate all'alba al porto di Porto Empedocle. Sono tra le 23 vittime accertate del naufragio che è avvenuto mercoledì scorso al largo di Lampedusa. Diversi in tanti comuni siciliani che hanno proposto di seppellirle nei loro cimiteri. E poi c'è l'appello straziante di questa madre che ha detto: voglio che la mia bimba e mio marito possano essere seppelliti nello stesso posto in cui sarò tumulata io. Sentiamo il servizio. Una piccola bara bianca accanto a quella del padre.
10 corpi approdati all'alba al porto di Porto Empedocle, vittime dell'ennesimo naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. La bimba somala Vaikas Maxmoud Siom avrebbe compiuto 1 anno l'8 settembre. Accanto a lei il papà. Saranno sepolti a Canicattì non appena la mamma sarà trasferita a Lampedusa e potrà assistere alla tumulazione. Un dolore silenzioso che parla di vite spezzate e di famiglie distrutte. In tutto sono 23 cadaveri recuperati, ma vi sarebbero ancora dispersi in mare. Sulla banchina la celebrazione di un rito cattolico e islamico alla presenza del prefetto Salvatore Caccamo e dei sindaci del comune agrigentini. Le altre salme saranno tumulate in altri cimiteri della provincia, 3 adulti a Palma di Montechiaro, 2 a Grotte, un adulto a Castrofilippo e un altro a Ioppolo Giancaxio. Un gesto di solidarietà che ha visto i sindaci mettersi a disposizione per offrire loculi e accoglienza ai defunti. Come si fa a rimanere indifferenti? Dovremmo avere dei cuori di pietra, invece il Signore ci ha detto di avere dei cuori di carne che soffrono con loro e con il resto dell'umanità per questa tragedia che non finisce mai. Il nostro mare Mediterraneo, che è stato crocevia di culture e anche di religioni, si è trasformato in un grande cimitero liquido. Domani arriveranno le altre salme rimaste a Lampedusa, mentre 220 migranti sbarcati con lo stesso traghetto sono già stati trasferiti nei centri di accoglienza. La piccola bara bianca, fragile e discreta, resta simbolo universale di ogni vita spezzata. Un monito a non dimenticare e un invito a costruire un Mediterraneo di accoglienza, dignità e speranza. Nell'Agrigentino ancora sangue sulle strade, è morto in un incidente stradale un 31enne originario di Licata che lavorava in Germania ed era in vacanza. Per cause ancora da accertare si è scontrato con la sua moto contro un'auto. Nel Siracusano invece un ragazzo di 19 anni è morto, sempre in un incidente sulla provinciale tra Priolo e Melilli. Il giovane era a bordo di una moto, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto battendo la testa sul manto stradale. E adesso a Scoglitti, nel Ragusano, l'acqua inquinata ha fatto scoppiare casi di gastroenterite un po' in tutta la popolazione, ma anche tra chi si trovava in vacanza appunto nel comune del Ragusano. E le guardie mediche sono state prese d'assalto. Veronica Barbarino. Un numero elevato di casi di gastroenterite tra residenti e villeggianti succede a Scoglitti nel Ragusano. A causare disturbi l'inquinamento della rete idrica. Molti villeggianti si sono rivolti alla guardia medica, altri hanno avuto bisogno dell'ambulanza e nei casi più gravi del pronto soccorso. In un albergo addirittura 2/3 degli ospiti si sono sentiti male. I titolari hanno già provveduto a bonificare vasche e serbatoi, decidendo di utilizzare soltanto acqua proveniente dalle autobotti. La situazione è sotto controllo, rassicura il sindaco Aiello. Le vasche sono state svuotate, disinfettate e il sistema è costantemente monitorato. Ad ora vige l'ordinanza di divieto dell'utilizzo dell'acqua in attesa dell'esito delle nuove analisi. Intanto i cittadini restano in allerta dopo giorni difficili tra disagi e preoccupazioni. Abili truffatori telefonici hanno fatto trasferire oltre 60.000 euro a una pensionata di Ragusa su un conto corrente fasullo. Grazie ai carabinieri la somma è stata recuperata. Sentiamo. Il bonifico da 4.900 euro è stato disposto. Se non sei tu, chiama subito il numero. Attimi di angoscia per una pensionata di Ragusa, caduta nella trappola dei truffatori del telefono. Tutto è iniziato con un messaggio sul cellulare. Lo spavento, la chiamata immediata e dall'altra parte una voce rassicurante che si fingeva operatore di banca. La donna, confusa e terrorizzata all'idea di perdere i risparmi di una vita, è stata convinta a recarsi in filiale e disporre un bonifico di 63.000 euro. Neppure i tentativi dei dipendenti della banca, insospettiti dall'operazione, sono riusciti a fermarla. I falsi operatori, sempre al telefono, la incalzavano sostenendo che i bancari fossero parte di un'organizzazione criminale. Solo dopo, rientrata a casa e colta dal dubbio, la pensionata ha contattato i carabinieri scoprendo di essere stata ingannata. È a questo punto che la macchina investigativa si è messa in moto. I militari di Ragusa, in collaborazione con l'Arma di Napoli e gli uffici antifrode, hanno bloccato e sequestrato i soldi su un conto postale partenopeo, cui ora si indaga per acclarare chi si celi dietro. Grazie alla tempestività dell'intervento, la donna potrà riavere quasi per intero la somma sottratta. Sempre validi rimangono i consigli ai cittadini al fine di prevenire questi odiosi reati.
non comunicare a nessuno i propri dati sensibili, i numeri di conto corrente, le coordinate, i codici PIN e i codici dispositivi, che mai verranno richiesti telefonicamente dai dipendenti degli istituti di credito o dagli appartenenti delle forze di polizia. Informare e proteggere è quindi importante per prevenire. A Piazza Armerina, dopo il caso degli abusi da parte di un sacerdote, celebrazione tra fede e silenzi per la festa di Maria Santissima delle Vittorie. Nel momento di preghiera l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. Sentiamo Gerry Italia. Un Ferragosto senza polemiche o proclami, ma caratterizzato dal silenzio. Piazza Armerina si è stretta così intorno alla sua patrona Maria Santissima delle Vittorie in una celebrazione solenne che in parte ha riempito la cattedrale nonostante la giornata festiva. Dal pulpito il lungo discorso del vescovo Rosario Gisana, che ringrazia Monsignor Luigi Renna per la sua presenza solidale, ha introdotto la riflessione molto attesa per diversi motivi dell'arcivescovo di Catania. Vivo questa celebrazione pregando per tutto il popolo dell'arcidiocesi di Piazza Armerina. Un messaggio sobrio che non ha fatto alcun riferimento diretto alle vicende giudiziarie che da anni ormai travolgono la diocesi. Un silenzio che pesa perché il caso degli abusi e dei presunti insabbiamenti rimane ancora una ferita aperta. Lo stesso vescovo Gisana è atteso a ottobre a processo per falsa testimonianza, mentre la comunità si interroga sulla capacità della Chiesa di dare risposte chiare e definitive. Nei giorni scorsi una lettera aperta di Antonio Messina, vittima dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, aveva riportato la questione al centro dell'attenzione, chiedendo con forza a Monsignor Renna una presa di posizione netta, un segnale che però non è arrivato. Un cane è stato lanciato dal viadotto Palermo-Sciacca in via Olio di Lino. Lo riferisce l'assessore comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli. L'animale è stato salvato dagli operai del comune e dai vigili del fuoco e si trova ricoverato in un presidio sanitario veterinario. Applicate le prime cure, sta apparentemente bene, nonostante il volo probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e limitato quindi le conseguenze che potevano essere sicuramente fatali. Resterà sotto osservazione. Sono in corso le indagini per assicurare i responsabili alla giustizia. La festa di agosto in onore di Sant'Agata è entrata nel vivo. Il velo della patrona di Catania è esposto in cattedrale e poi in processione per le vie del centro. Domani a partire dalle 8 saranno esposti il busto di Sant'Agata e le reliquie. I momenti più belli vi ricordiamo che saranno in diretta sulle nostre TV e in streaming sul nostro sito siciliaweb.it. Domani su Telecolor alle 7:45 l'apertura del Sacello, alle 10:30 la Santa Messa e la Pontificale. Alle 19:45 sulla nostra rete su Antenna Sicilia l'uscita e poi la processione del busto di Sant'Agata. A Messina ieri il giorno della Vara, migliaia di persone in strada per manifestare fede e devozione per Maria Assunta, una festa di popolo che unisce la città. Francesco Triolo. Una storia di fede da oltre 500 anni, migliaia di messinesi e non solo in strada, una devozione che varica i confini dello stretto. La Vara di Messina è stata come ogni anno una festa di popolo che unisce tutta la città. La partenza da piazza Castronovo, migliaia di persone a tirare il cippo della Vara a mano con le corde che quest'anno erano lunghe 125 metri. La fatica tra due ali di folla, la Vara allestita con i nuovi abiti per gli angeli sistemati attorno alla Madonna, diverse le fermate, la più significativa quella di fronte alla prefettura per l'omaggio floreale della prefetta, quindi quella sul viale Boccetta proprio di fronte alla Madonnina del Porto, a cui ci si è rivolti con una preghiera. Una Vara piena di significato, quella di quest'anno, le corde tese al cielo e il cuore che batteva per Sara Campanella. Padre Antonello Angemi, il cappellano della Vara, l'ha ricordata facendo correre un brivido, dicendo no ad ogni violenza. Via Garibaldi è la strada in cui hanno perso la vita anche Lorena Mangano e Gabriele Cavò appena qualche settimana fa. Il momento della girata su via 1 Settembre è quello più emozionante. Qualche problema quest'anno c'è stato per via delle corde che si sono intrecciate per un attimo, ma poi è stato il solito spettacolo di cuori, di forza, di fede. L'ingresso a Piazza Duomo dopo le 21:30 e la benedizione dell'arcivescovo Giovanni Accolla. La Vara, ha detto, è l'espressione di una fede semplice, di gente semplice, dove non c'è alcuna divisione di classe sociale, ma una sola, quella di Maria. E poi un messaggio di pace per il mondo e nelle famiglie, per gli anziani e per chi è solo.
La parrocchia di Santa Maria della Salute a Catania compie 80 anni. Oggi è un centro importante di aggregazione per i giovani del quartiere Picanello, come ha ricordato il vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Raspanti, che ha presieduto la celebrazione della messa solenne. Lo ascoltiamo. Istituire giuridicamente una parrocchia significa far sì che in un territorio delimitato la comunità cristiana che vi si riunisce da una parte è in grado, dall'altra deve provvedere alla evangelizzazione piena di tutte le persone che vivono in quel territorio. Questo significa che si costituisce all'interno del quartiere un punto di riferimento solitamente educativo, quindi un corpo vivo con tanti organismi che si autogestisce, ovviamente in comunione col vescovo e con gli altri sacerdoti vicini, le altre parrocchie vicine, che si autogestisce, programma, progetta e diventa fonte di vita. Soprattutto il cuore di tutto è incontrare Gesù Cristo. Cambiamo argomento. Il Corpo Forestale della Regione ha girato con un drone le immagini che vedete in questo momento e che mostrano la nuova frattura che si è aperta giovedì sull'Etna a quota 3.000 metri nella zona già interessata dall'attività eruttiva di febbraio. La colata lavica scesa a quota 2.770 metri è ben visibile lungo il pendio. Al momento non sono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture. Non si è verificata caduta di cenere, l'aeroporto di Catania continua ad operare regolarmente. Tanti i turisti incuriositi in cammino in queste ore sulle zone sommitali del vulcano, che è stata una delle mete preferite di questo Ferragosto. Naturalmente si raccomanda di procedere sempre in sicurezza, sempre accompagnati da guide esperte. Adesso lo spettacolo, andiamo nel Tempio Dorico di Segesta, dove ieri sera la prima nazionale di Celia di Maurizio Curcio ha incantato il pubblico, un omaggio al poeta siciliano Antonio Veneziano. Laura Spanò. La magia del Teatro Dorico di Segesta ancora una volta ha conquistato il pubblico presente alla prima nazionale di Celia nell'ambito del Segesta Teatro Festival. La sua bellezza senza tempo ha reso ancora più suggestivo l'atteso concerto firmato da Maurizio Curcio, Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, che hanno portato in scena in musica le ottave del poeta siciliano cinquecentesco Antonio Veneziano. L'atmosfera magica del sito archeologico ha reso ancora più suggestivo l'incontro fra poesia antica e linguaggi musicali contemporanei. Le sonorità, ora ricche e stratificate, ora essenziali e minimali, hanno dato nuova vita a un patrimonio poetico che, pur nato 5 secoli fa, ha rivelato un'attualità sorprendente. Le voci di Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, intense e induttili, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio che ha saputo intrecciare tradizione popolare e scrittura colta. Sta perdendo molto l'eleganza della nostra lingua. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è che proprio questa lingua è elegante e che dobbiamo mantenerla. Intensa la partecipazione di Anton Giulio Pandolfo nei panni di Miguel de Cervantes, che fu tra l'altro compagno di prigionia di Veneziano. Facciamo una pausa e ritorniamo tra poco con il calcio e le partite di Coppa Italia. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Domani esordio ufficiale del Catania nella nuova stagione rossazzurri a Crotone per la Coppa Italia. Non convocato d'ausilio, Toscano è fiducioso non solo per la partita ma per tutto il prossimo campionato. Lo ascoltiamo nel servizio di Marco Carli. Fiducia è quella che traspare dalle parole di Toscano in vista dell'esordio in Coppa con il Crotone, ma in generale in vista della stagione rossazzurra. Contento di come la squadra ha lavorato, a differenza dell'anno scorso che si è lavorato non nella maniera giusta, e quindi quando non lavori nella maniera giusta e costruisci ben poco, e poi si è visto nell'arco del campionato quello che non avevi costruito in ritiro, che io reputo il periodo più importante
dell'anno. Il tecnico ribadisce il concetto di quello che pensa della squadra quando parla dell'intero campionato. Questo girone è un campionato, è un girone tosto e noi dobbiamo essere più tosti del girone, quello è l'aggettivo che oltre alla continuità. Sul mercato Leonardi è considerato un investimento per il futuro del club, che è pronto ad andare anche sulla punta di esperienza, garantendo un altro intervento importante con Caturano, che resta al momento primo obiettivo in tal senso. La società è disponibile a migliorare questo organico, il direttore è attento a cogliere le opportunità, dobbiamo essere concentrati nella partita di domani. A Crotone non ci sarà d'ausilio, lavorerà a Catania con un programma individualizzato per recuperare la piena condizione ed essere disponibile alla prima di campionato. 22 convocati per Crotone, indisponibili Stoppa e Luperini alle prese con i postumi di contusioni, Rolfini a causa di una distrazione muscolare di Tacchio, per lui trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, e Forti a riposo dopo un'infiltrazione a un dito del piede. L'altro indisponibile è Frisenna, che ha completato la fase di riatletizzazione e tornerà a fare i primi test in gruppo la prossima settimana. Ancora una breve pausa e ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Prima di chiudere, una 14enne francese è caduta da cavallo mentre percorreva i sentieri di Bovo Marina a Montallegro, nell'Agrigentino. Gravemente ferita, la turista è stata trasferita con elisoccorso del 118 all'ospedale di Cristina di Palermo. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.